Siamo in diretta. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda giornata del Festival Internazionale Strangius Testimoni del nostro tempo. Il tema di quest'oggi è Apagu Apagu. Avremo ospiti Alessio Onnis e Salvatore Tola. Prima di cominciare volevo dirvi che all'ingresso troverete lo spazio biblioteca. Inoltre, per tutta la durata di Strangius, quindi dal 10 settembre al 15 settembre, troverete 4 mostre che saranno aperte dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, tranne una che si trova al Caffè Culturale Domenica Fiaba in via Rinascita, che sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Le altre mostre le potete trovare alla Chiesetta di San Sebastiano, in via Roma 42, e all'Oratorio di San Sebastiano, sempre in via Serra 42, e all'Oratorio di San Sebastiano, sempre in via Serra 42, e l'altra invece all'Exma, in via Parrocchia. Bene. Adesso avremo un reading che si chiama Pogantu Bidannoa a cura di Manuela Urru. Manuela Urru è un'appassionata lettrice, scrive racconti e poesie nel tempo ritagliato ai tanti impegni di cui si riempie la vita e sostiene con forza e attivismo la lingua sarda e l'allattamento materno. A voi Manuela Urru. Questo reading, diciamo che leggerò delle parti di un libro di un nostro poeta e scrittore, Benvenuto Lobina, che ha scritto in sardo un romanzo che appunto si intitola Pogantu Bidanoa. Era il suo paese di origine e da questo suo paese lui ha tratto questa storia bellissima. Fu torrau de guerra, cui gradus di aiutante di battaglia, 3 medaglie d'argento, 4 di bronzo, un'onorificenza inglese e una vicioca friulana, Pringia. E in mui, ca sa guerra fu da cabada, a issu ci dianta torrau ai scudi a Bidanoa. S'intendia da che u cavoru che se grogiu, zurpu, chi nobiria da cantandada. Tutti a casa, tutti alle vostre occupazioni. Is fueddus intendius meda voltas divarrianta una beffa. Calli occupazioni? S'occupazione sua fu cudda, mancai in ultimu tempus non dessi pragia meda, ma dessi pragia o no, bisongiada ad avai. E in sa mellu manera, poita sa guerra, commenti narada su capitanu Lussu, fudi una cosa seria, sa cosa più seria in sa vida de uomini. E in sa mellu manera di affatta, ponendo a mente a suo capitano, commente sempre. Di dorranta sa memoria troveddausu, is fueddusu dei giornalisi chi ligianta in trincea, is sordausu chi scianta ligi. Is promissasa chi in sora e saprettu fianta i ministusu e comandantisi. Gli intrepidi sardi della brigata Sassari, contadini, pastori, operai, artigiani, che tanto sangue hanno versato per la patria comune, non dovranno essere dimenticati. E pongiausu chi bella promissasa fesintistetiasa mantenniasa. Luisicu, issu, non fudi né messaiu, né pastori, né operaiu, né artigiano. Issu fudi sordau e basta. Pogussu, ia periu scetti, de podi portai ancora sa divisa, che ha portau cu onori in tempusu de guerra. Ma di antannauga no, poita issu fudi analfabeta. E la patria ha recompensada fetis chi scianta ligi e scri. Isatrusu no, isatrusu da depianta srevi de badasa. E a pustisi si depinti tirai su grogiu, con su galli di anta Serbia. Di barriada di essi spollincu, di barriada de no arrennesci prusu manca a camminai, fudi che uzzoppu, che essi perdiu i baceddus. In sa mente sua, pago abituada, pensai, comparenti totus in mottus dessa guerra, amigus e nemigus, in d'unu muntoi, che indibrei totus sa terra e arribada a su geu, ed ognuno potta da me in lavrasa purdiadasa, sa propriu pregonta, poita,
Il, il primo autore di oggi, Alessio Onnis, sarà coordinato da Maria Grazia Cossu. Maria Grazia Cossu ha compiuto i suoi studi a Cagliari, si è laureata in pedagogia, in lettere moderne e da anni insegna lettere nella scuola superiore. Attiva su più fronti nell'associazionismo locale e presidente dell'associazione culturale Il Pungolo di Serramanna. Buona serata e buon ascolto. Buonasera a tutti e buonasera soprattutto a Alessio. È un momento molto importante per me e credo anche per Alessio, per me in particolare perché conosco Alessio da tanti anni e quindi ci troviamo così, vero, di fronte l'uno davanti all'altro a presentare una grande fatica che è un po' il sunto bellissimo della tua vita sino ad oggi. E pensando a questo libro, io che non sono un atleta, che non sono una ciclista, che non sono... ho pensato di trovare invece il modo per riuscire a entrare un po' nella dinamica che ti ha portato a questo grande libro, che saprete sicuramente è un libro che racconta in qualche modo un'esperienza importante che Alessio ha vissuto nel 2020, e cioè il giro in bicicletta di tutta la Sardegna, documentando le tappe e presentando in questo libro quelle che sono state le emozioni e le suggestioni di questa grande impresa. E quindi, pensando a quello che poteva essere un titolo, ho pensato ad Alessio, alla bicicletta e a questa grande impresa, e questo sarà un po' il filo conduttore della nostra chiacchierata. Alessio è tante cose, vero Alessio? E prima di darti la parola ti volevo dire chi è oggi Alessio. Sappiamo che sei un insegnante, sei un educatore, sei un papà, sei un musicista, sei tante belle cose insieme. Come ti definiresti, Alessio? Intanto ringrazio tutti per essere qui, aver dedicato un po' del vostro tempo non certo ad Alessio, ma a ciò che rappresenta la voglia di scoprire veramente chi siamo, perché una risposta vera e propria a questa bella domanda potremmo aiutarci con il greco, quindi l'etimologia, l'exeo, difendo, ma difendo chi? Ecco, difendersi significa per me prendersi cura di se stessi, per potersi prendere cura degli altri. È il messaggio un po' che cerco di sintetizzare in 2 parole e di sviluppare in tutta questa avventura che nasce tanti anni prima di intraprendere quello che si è configurato come una lunga pedalata, no? In questo paese che ci assomiglia tanto, direbbe Battiato. E quindi pedala che ti pedala, poi a un certo punto succede qualcosa, perché pedalare significa intanto scoprire il coraggio dopo la prima pedalata, no? Di avere forza per fare la seconda e la terza, e poi le gambe vanno. E se vanno le gambe, perché siamo fatti così, il corpo mette in azione subito i pensieri, e i pensieri ci costruiscono, perché noi siamo ciò che pensiamo. E pensa che ti pensa in questo silenzio, in questo viaggio silenzioso, che la Sardegna, come pochi altri luoghi al mondo, penso, ispirano, ti portano a scendere, no? E quindi il sottotitolo è Pedalare verso l'anima. Vedremo un po', piacerebbe assieme a voi vedere cosa significa, è scoprire l'Alessio vero. L'anima per me, cioè Alessio è questo, l'immagine autentica di se stesso, ma al posto di questo Alessio potrebbe esserci Angelo, Diego, Laura, insomma, chiunque. Quindi non sono uno scrittore intanto, non sono un ciclista in secondo luogo. Se tu mi chiedi, se tu parti in media res con questo Alessio, lì sì, voglio essere esperto di me stesso, per cui avrei potuto anche fare una tournée con la chitarra, no? Ma mi ha invitato al viaggio la bicicletta. Ne parleremo. Grazie.
Allora, questo viaggio è iniziato nel 2020, è un viaggio che è durato circa 3 settimane, però è stato proprio concepito, per usare una frase forte, anche quindi pensato, immaginato, voluto ardentemente in un periodo cupo, insomma, del nostro passato recente. Ecco, come scatta, che sarebbe appunto la pandemia? Come è nato questa idea? Perché proprio la bicicletta? Perché fare questo giro? Un desiderio di libertà, un desiderio di metterti alla prova? Intanto in quei 2 mesi di lockdown importante. non potevamo fare altro che sognare, vero, di uscire. Sì, io ho sempre amato lo sport, quindi il gioco di squadra era interdette tante altre cose, non potevo vedere i miei allievi, potevo solo stare a casa con i miei 2 figli in esame di Stato, guarda caso, e ristrutturare quelle 2 case, quelle 2 mura che ho in via Garibaldi, no? E quindi con questo sentimento eroico, giusto per rimanere su Garibaldi, mi sono rimboccato le maniche e ho detto: finalmente un po' di tempo per me stesso, per loro, posso occuparmi giorno per giorno, in ogni momento, fare le cose anche che avevo sognato di fare. Anche il tempo non mi aveva... Ed eravamo circondati da tanta negatività, è inutile dirlo. E questo ha creato in me quasi un sentimento di sfida. Un'occasione comunque per, insomma, una volta imbiancate quelle 2 camere, per parlare con i miei figli, però mi rendevo conto che insomma è difficile anche stare nella relazione conflittuale. La giusta distanza presuppone anche che un padre, un adulto sia al suo posto. Un genitore non può fare l'insegnante e lo psicologo e l'assistente sociale dei propri figli, no? Deve fare il padre. E quindi le cose si stavano mettendo un po' male, non perché questo conflitto stesse assumendo chissà quali pieghe nefaste, ma perché comunque avevo bisogno di rileggere alcune pagine della mia vita. E quindi l'esperienza di Giovanotti, che dall'altra parte del mondo aveva preso una bicicletta e l'aveva collegata alla poesia, mi ha portato a fare la stessa cosa. Quindi, giocando come faceva lui, a imitare il proprio modello, un po' come fanno i bambini, no? I bambini sono anima e corpo, voce e anima, sono proprio questo che io vorrei essere, no? E che si comincia a perdere un po' crescendo. Quindi ho scoperto che il mio problema era questo. Potrei farti 2 punti e andare a capo, e da lì si capisce che cosa ha scatenato dentro di me il viaggio, il desiderio del viaggio. Il mio problema era la convinzione erronea che per sentirmi amato dovessi essere come gli altri mi volevano. Questo era il mio problema. Insomma, correndo il rischio chiaramente di metterti una maschera, perché devi essere come gli altri ti vogliono. Ecco, quindi ho visto che dentro di me, pur avendo 2 figli in carne e ossa nel mio cuore, no? Belli stretti, c'era un orfano, non saprei come meglio definirlo, di cui avrei dovuto prendermi cura. Era questo bambino che piangeva, no? Che non era autentico, ma che rivendicava l'amore vero, un'immagine autentica di sé. Era l'Alessio che io mi stavo perdendo per strada e che avrei dovuto recuperare. Non sapevo come fare, ero quasi disperato, se non ci fosse stato appunto la pazienza, il silenzio, la mia compagna di una vita che ha cominciato ad aiutarmi a prendere i pezzi di questo io frammentato. Perché quando tu sei una maschera, quando cadi in questa trappola, ti senti frantumato. Ecco, quindi la necessità interiore di recuperare l'immagine autentica di me stesso è proprio questo, no? L'ho voluto scrivere per magari ispirare altre persone a fare la stessa cosa, magari
chissà quanti di noi. Grazie. Volendo, non so, pensando una volta che ho letto il libro e che stavo pensando anche al filo conduttore di questa nostra conversazione, ho pensato proprio, lo dicevo prima ad Alessio, la bicicletta e l'avventura. E questo è un po' detto proprio in una riga quello che noi leggeremo in questo libro, un libro che è un diario, che è un libro di viaggio, che è una riflessione profonda, intessuta profondamente di citazioni importanti, tutte le letture che possono essere quelle della tua cultura classica, le letture legate alla pedagogia, alla filosofia, citazioni anche di autori di oggi che conosciamo, di canzoni, prima ha citato Battiato, quindi è veramente una miniera. Già il libro si leggerebbe da solo se noi avessimo la briga di cercare un po' di ricostruire tutti questi frammenti, tutte queste suggestioni. E poi c'è la grande protagonista di questo romanzo che è la bicicletta e che si chiama Stella, perché una prima donna, una protagonista così importante deve avere un suo nome. E Stella, ci racconti come l'hai corteggiata, come l'hai preparata per accompagnarti a questo grande viaggio? Intanto è bene dire che in tempo di lockdown era veramente difficile trovare una bicicletta, però ho trovato un negozio a Cagliari, Vadilonga Runner, che è riuscito a riservarmene una tra quelle 20 scampate ad un incendio della Mobilines a Olbia, qualche giorno prima di partire. Ho detto, caspita, è un segno del destino, insomma, riuscire. Se lei, proprio lei, si è salvata per me, io potrei quantomeno restituirle l'onore di salirle in sella e partire, no? Stella era già il suo nome, Starlight, quindi era tutto ricucito, tutto aveva un senso per me. Quindi è diventata un po' la mia compagna, sai, un po' come fanno i bambini, no? Animizzano un po' tutto. E io ho giocato con lei, non è che sia diventato ad un tratto schizofrenico o nevrotico, però è diventata la mia compagna, perché sfido chiunque nella Bosa Alghero, no? Là dove ti senti l'unica persona rimasta sulla terra a 40 gradi. Il viaggio è iniziato il 1° luglio fino al 20 luglio, quindi possiamo immaginare anche dal punto di vista climatico cosa vuol dire. Poi io non credo che tu avessi poi tutta questa grandissima esperienza con la bicicletta, un po' ti sei messo alla prova. Assolutamente no, sono dovuto documentare, parlare con chi avesse già intrapreso questa avventura, persone di Serramanna oppure cicloturisti, era tutto un mondo che mi si squadernava davanti e che mi affascinava per tutte le cose. C'è qui Vittorio, il mio capitano, per esempio, ti potrebbe dire come sono i rapporti, lui mi ha aiutato per esempio a capire quante pedalate ci sono in un tour. Ecco, quindi oppure come devono essere i rapporti, tanti particolari, come dovrebbe essere l'alimentazione, l'abbigliamento. L'importante è non partire improvvisati, si può utilizzare questo termine, ma io sono stato privilegiato perché diciamo, ho avuto le possibilità, lasciando il vecchio lavoro, di avere le risorse di farmi un regalo. D'altra parte compivo 50 anni e uno non se lo può fare un regalo, quindi non immaginatevi come il randonnée si chiamano, i ciclisti randaggi. Chi vuole può approfondire questa cosa, mi affascina moltissimo, che partono con un sacco a pelo. Ecco, io no, purtroppo non lo farò magari. In un altro momento della vita. Sono passati i tempi in cui dormivo in terra, no? In una tenda. Ho avuto la possibilità durante i tempi del lockdown con varie tappe già belle costruite nei vari bed and breakfast. Ascolta, come hai scelto questo itinerario? Questo libro è molto importante perché veramente ci permette di fare un viaggio intorno alla Sardegna cercando di cogliere anche, mostrando proprio anche gli aspetti paesaggistici, turistici, archeologici, quindi è anche una guida turistica interessantissima.
e mediamente facevi una media di 70-80 km al giorno, che non sono pochi, quindi anche le tappe sono ben strutturate. Come hai scelto proprio questi luoghi in particolare? 70-80 quando non erano 100-120, perché mi Risvegli. perdevo e quindi dovevo, oppure mi affascinava qualcosa perché dovevo andare a vederlo, insomma. Il libro è partito con 1500 pagine, l'editore mi ha detto: ma sei matto, devi sintetizzare. Allora, devo dire, grazie al Sardex, perché sono andato a cercarmi intanto tutti i bed and breakfast e gli hotel che in tempo di Covid mi avrebbero aspettato con questa opportunità. Francesca mi ha aiutato a individuare le varie tappe, dividendole un po' così, in maniera equa. Certo. E sono diventate, guarda caso, 19, 21 giorni. C'è anche cabalisticamente un numero, il numero 7 per 3 che torna, no? E che chiaramente ha disegnato una grande opportunità, quella che in maniera litoranea mi ha fatto abbracciare tutte le varie sfumature linguistiche, culinarie, paesaggistiche, geografiche, storiche, e non immaginate che bella, la cosa più bella è tornare a casa dopo 3 settimane, no? Fai un grande... e la senti un grande dolore alle gambe, soprattutto ai quadricipiti, ma poi una piena, la Sardegna tutta insieme. È bellissimo, veramente. Un applauso alla Sardegna, perché ci regala tante gioie. Tu hai affrontato, dicevamo, tutte queste tappe. In ciascun momento, come i tanti segmenti di questo viaggio, c'è sicuramente l'aspetto paesaggistico, l'aspetto archeologico, però emerge poi il tuo modo di vedere queste immagini, no? Ci sono veramente degli squarci lirici importanti, delle emozioni profonde, nonostante la fatica riesci ad assaporarti un tramonto oppure un paesaggio di mare, i profumi, perché ci sono insomma tutte le intensità della macchia, quindi è un libro che si respira veramente a 360 gradi e questa è una cosa bellissima. Ci sono state delle tappe più difficili o dei momenti in cui ti sei un pochino scoraggiato per anche, insomma, l'impegno non era da poco e insomma era abbastanza intensa anche la marcia, che insomma le tappe forzate che avevate programmato. Vorrei essere sintetico in questa risposta, anche se è molto difficile. Quando l'editore mi ha proposto l'immagine del ciclista rannicchiato che fatica così, ho detto no, deve essere in una dimensione di gioia. Effettivamente la tappa Santa Teresa è stata la più dura per me, perché di sera mi aspettava una conferenza con l'università, quindi ero già pieno d'ansia, perché avrei dovuto trovare il computer e la rete. Non solo, ma non sapevo che non avrei trovato neanche l'acqua, perché il bed and breakfast in questione si trovava alle 2 del pomeriggio, non a Santa Teresa vicino al mare come me lo sarei immaginato, con una bella doccia fresca eccetera, ma mia moglie userebbe un'altra espressione, ma sulla Luna, è che proprio in un giorno in cui il comune aveva deciso di fare dei lavori della rete idrica. E trovai comunque alle 2, non è solo di Serramanna questo problema, ci consoliamo. Quasi scoraggiato, ho trovato una persona che stava portando una bougainviglia, l'ho chiamato papà perché solo mio padre aveva avuto il coraggio di farlo, e invece era un amico, un fisarmonicista, che qui a Serramanna veniva per farsi riparare da signor Spano la sua fisarmonica. Il momento più bello del tour è stato questo tubo giallo dell'acqua del suo pozzo. Fresca, perché mi ha permesso di rinfrescarmi,
di fare il bucato tutti i giorni a Napisan subito. Perché il problema più grande del ciclista non è la fatica, è il suo scardimento. Ossia, per i non sardi, l'infiammazione dell'inguine, soprattutto in estate. Quindi cosa succede? Che da quel momento in poi c'è stato tutto uno svelarsi di sorprese, di bellezza veramente. Finite con la cosa che più mi piace, una spaghettata di cozze assieme all'ex maresciallo di Sardara, mio padre, Mannoni. Quindi quello però è stato un momento veramente duro. Mi sentivo abbandonato, se posso usare questo termine un po' forte. È questa Sì. l'espressione più giusta, secondo Sì. me. Nel libro di Dante c'è che la bicicletta, insomma, sembra apparentemente uno sport solitario, no? Una persona che, insomma, uno sport individuale. In realtà è una grande occasione per costruire una rete di relazioni incredibili, perché sarà il tuo carattere, sarà l'empatia che tu riesci comunque a comunicare immediatamente, ma intorno a te c'è sempre un fiorire di incontri, di persone, di situazioni, di incontri, e queste sono quelle che forse ricercavi anche come esperienza, come arricchimento. Proprio questo, sono partito da solo, mai avrei pensato di andare nei social, se non che a una cena dei miei carissimi amici, sono anche qui presenti, ma ecco, mi hanno convinto proprio. Guarda, è semplice, fai una storia, si fa così, dopo 5 minuti me ne ero già dimenticato, poi i miei figli mi hanno incoraggiato, sbagliando, riprendendo, è diventata una cosa un po' virale, e che ha determinato che sono partito da solo e poi sono tornato con un popolo di persone, perché cioè questo libro era scritto nei miei appunti, ma persi questi appunti, una volta tornata, ho detto vabbè, vuol dire che devo perdere tutte le emozioni che avevo appuntato. Ma vedrai Alessio che te le ricordi? Cioè, no, non è la stessa cosa. A me mancavano proprio quelle parole. Che sì, che avevi segnato, Italo magari. Calvino direbbe le parole giuste di quel momento, no? Per cui passare un mese e mezzo, e quando io su Facebook, ma c'è Facebook, no? Quindi posso utilizzare questo strumento per trovare, rifeci a ritroso le ultime 3 tappe, così anche felice di ripercorrere, rivedere persone, ma in quei 3 giorni mi infilai negli anfratti più ameni, nei cespugli. Mi ricordo che anche cercavo questi appunti con i libri e le altre cose, e invece no, avrei dovuto ritrovarli dopo mesi. Li ho ritrovati per fortuna, è per quello che è nato il libro, anche per questo motivo. Ascolta, e l'incoraggiamento del social ti è servito, oppure potevi Come no? affrontare? Sì, una cosa positiva. Insomma, è un canale bellissimo, è uno strumento che è un po' come il denaro, no? Se lo usi bene produce dei bei frutti. Parimenti il telefonino, il microfono, una chitarra può fare tanto bene all'umanità. Così pure Instagram, credo che in questo caso sia stato un veicolo importante, se ha ispirato gioia nelle persone. È un po' come se facessimo questo viaggio anche per chi ti seguiva alla fine, perché Infatti, si sono, insomma, immedesimati anche nel tuo, insomma, nella tua impresa. Ho avuto nelle il cose piacere di riportare alcune risonanze. È un libro fotografico bellissimo, sono conservati davvero i momenti più importanti, e tu sei sempre raggiante con questa posizione delle braccia, scrivi una cosa molto bella a croce, lo sappiamo a che pagina è, così adesso ci ho pensato. Croce nel senso di verticalità e orizzontalità. Sì. Dovrebbe essere nei pressi di Villa Simius, davanti all'isola di Serpentara. Quindi abbiamo scollinato, la grandine mi ha già lasciato, eccolo qui, stazione Sardegna, Muravera, Villa Simius, Cagliari, no? Fabio Aru,
Avrei dovuto scriverlo. No, vabbè. Le pagine non hanno scritto l'episodio. No, 123 signora. Chiedo scusa, non lo trovo. No, avrei dovuto... ho scritto tante cose, ma questo non l'ho scritto. Pensavo fosse lì. Allargo le pagine. Ah, sì, Ecco. no, era proprio lì, sì. Meditazione. Stavo cercando croce. Vuoi Invece... leggere o leggo io? Come vuoi? Se vuoi leggere tu, leggi tu. Come preferisci? Allora, leggo io. Sì, sì. Allargo le braccia nella posizione della croce. Il gesto della croce abbraccia tutti gli opposti e lascia fluire amore per il mondo intero. Nihil humanum mi alienum. Niente di quello che è umano mi è estraneo. Il chiaro e l'oscuro, il bene e il male, le cose intatte e quelle spezzate, le cose riuscite e quelle non riuscite, la luce e l'ombra, la razionalità e la creatività. Sono io la croce, l'unità degli opposti, e in questo gesto totale, in questo gesto sento vastità, libertà, apertura, amore. All'interno del libro ci sono, vi dicevo, tantissime citazioni, ci sono delle poesie, ci sono degli acrostici, c'è veramente Alessio che si manifesta in tanti momenti importanti veramente. E tra le righe di questo libro c'è innanzitutto Francesca. A lei ha dedicato alcuni versi molto belli, in terzina dantesca, giusto, Sì, vero? Possiamo leggerla, è Sì. bellissima questa. Francesca. Anzi, declamarla, forse. Fatto io fui per viver con te accanto, racchiudo in cor quest'unica certezza. Amor, di cui nei cieli è scritto quanto noi in terra travagliam verso l'altezza. Con Paolo ed Alessandro nostri frutti è piena questa casa d'atmosfera. Saranno lieti anche i giorni brutti. Con te, eterna primavera, a te Francesca, la mia vita intera. Una dichiarazione d'amore meravigliosa, ma... e anche l'emozione di, insomma, che hai reso così. Ascolta, e i tuoi figli invece cosa hanno pensato di questa impresa? Devo declamare anche loro no. Allora, intanto Paolo, che aveva appena sbarcato l'esame di maturità, era a Muravera da un suo amico, però e quindi non ha potuto assistere alla partenza. Alessandro era presente sia nel momento della partenza che a quello dell'arrivo, mentre invece Paolo, che in quel periodo si preparava alla Cremonese di Cagliari per la patente, quando proprio nel momento in cui, senza metterci d'accordo, io mi trovai sotto il bastione, stava proprio passando in via Manno per andare giù verso la scuola guida. È stato un incontro. Quindi dopo... è stato un momento, sai, per noi il bastione è come l'Arco del Trionfo, insomma, qualcosa di importante, di bello, mi sembrava uno sfondo interessante. E quindi ho capito che con questa francesina turista avrebbe potuto scattarmi una foto. Cedo il telefonino, mi metto in posa e mi abbraccia qualcuno. Guardo, Paolo. No, quello è stato il momento nostro, che ho immortalato, naturalmente ho voluto siglare. Ascolta, ti sei Sempre portato presente. appresso tante cose, no? Non fisicamente, chiaramente, perché è stato un viaggio soprattutto interiore. A questo tu ci tieni molto a sottolinearlo. Innanzitutto il tuo paese natale, vero? Sardara, da cui è cominciata proprio come prima tappa, che poi è stata anche la tappa del rientro. Ecco, tu sei a Serramanna da tanti anni. Ecco, che cosa ti porti tu del tuo paese d'origine, della tua famiglia, in questa nuova famiglia, in questa nuova esperienza di vita a Serramanna, dopo tanti anni, più di 20 anni? Bello, mi porto le radici di Alessio. Credo sia un mio compito, quello di tornare ad esse, innaffiarle, capirle sempre meglio, perché
sardaresi sono delle persone normali, come i serramannesi, come i cagliaritani, come i romani, però hanno un non so che fa rima con ingegno, con la capacità di mettersi anche insieme. Tu pensa che già 20 anni fa c'erano 40 camper in un paese di 4.000 abitanti, una trentina di associazioni di volontariato, cioè associazioni anche delle lumache, di qualsiasi cosa. E quindi c'è questa cosa mi porto indietro, no? Questo messaggio dei nuragici. Possiamo fare delle costruzioni gigantesche, megalitiche, mettendoci insieme. Quindi descrivo questa capacità di condividere i propri ingegni e di risolvere i problemi. Il paese delle terme, non so, nelle ultime pagine, perché per me è stato un dono arrivare, insomma, traguardare nella piazza del Donatore a Sardana. È un altro messaggio. Il libro si apre proprio con una dedica a tua madre, Isa. Inizia nel tuo grembo la mia vita, salve regina in terra sempre amica, a te mammina questa Margherita. E quindi c'è questo grande amore per le tue origini e c'è un bellissimo ritratto anche dei tuoi nonni. Ci vuoi dire qualcosa di tutti e due? Perché sono due personaggi importanti, non solo per te ma anche per la vostra comunità, mi sembra di capire. Sì. Nonno paterno è nato nell'800. Era un grande camminatore. Si narra che fosse sceso proprio dialettalmente da Santo Lussurgiu con due Puddecusu. Lì ho scritto erroneamente tori, ma sono due puledri. Invece mio nonno materno ha generato mia mamma e anche i miei zii in America, per cui sindaco per 2 legislature, portò a Sardara tante novità, no? Lui era anche poeta, ma soprattutto un asso del pallone. A lui è dedicato il campo sportivo di Sardara ed ancora oggi scrivono dei libri su di lui. Infatti a Sardara per Santa Mariacquas mi hanno chiesto di fare un intervento su mio nonno. Dirò di una commedia in sardo che lui ha scritto e vediamo un po' cosa ne viene fuori. Però sono due persone dentro la lentezza, dentro il non aspettarsi. Li ho descritte come persone che hanno piantato alberi alla cui ombra non sarebbero mai posati, ecco. Una grande fiducia. Questa è la vera educazione. Mi hanno insegnato la vera educazione. Amare sempre, fare sempre del bene, senza aspettarsi nulla. Poi un tempo, lontano, qualche cosa accadrà. Ecco. Gettare semi, lo dice all'inizio, come un semino, una ghianda. Sì, Maria Grazia, proprio questo. È bellissimo sì. Quella parte non iniziale. È mia naturalmente l'immagine, ma di Hillman, il codice dell'anima. La storia di una quercia che cerca la sua ghianda, la storia di un piccolo Odisseo che vorrebbe tornare a Itaca, la storia di un uomo che cerca di rileggere la propria vita, talvolta scritta dagli altri, e ricerca di sé nella parte più profonda della memoria, Sant'Agostino, le risorse per continuare a scriverla. Abbiamo bisogno di una vita intera per capire chi siamo, qual è la nostra vocazione autentica, il nostro specifico raggio che abbiamo da risalire per raggiungere e andare a ricomporre con tutti gli altri raggi il sole. Questa è Chiara Lubick. Veramente c'è come ti si dice, una sintonia di intenti con queste grandi figure, insomma, della cultura, della... poi è molto molto bello, nel libro ad un certo punto c'è anche una pagina dedicata al nostro grandissimo Gigi Riva. Tu hai scritto anche per lui una poesia che hai... Mi dispiace. Chi l'ha conosciuto sa benissimo che non sarebbe stato affatto contento di essere insomma scomodato, insomma, io penso di no, messo in imbarazzo. Però ecco,
parlo di valori incarnati, e quindi lui lo è stato per noi, all'ennesima potenza. È il minimo che potessi fare, no? Avendo intrapreso così un'avventura sportiva, no? In Sardegna. Lui è stato non solo sport, ma è stato l'immagine vera dell'uomo sardo, secondo me, che altri pensatori come Levinas hanno sintetizzato in una parola: il volto. Il volto. Che cos'è un volto? No? È l'autenticità. Chi meglio di lui, no? Quindi è un modello per tutti noi, e quindi mi sembrava quasi doveroso dedicargli il tour, non il libro. Il libro è dedicato a Isa, Sì. ma il tour è dedicato a lui e a mio zio. Gigante silenzioso e imperituro, il tuo nome ha donato alla Sardegna gol capaci di cambiarne il futuro, in un destino nuovo che in me segna il rinascimento, ossia il mio anno zero, in quell'abbandono, vince la vita e senti amore vero, arriva il tiro di rombo di tuono. Hai consegnato questa poesia alla famiglia, vero? Sì. Hai scritto così? Sì. Assieme a Francesca, a Camera Ardente, abbiamo consegnato a Nicola e Mauro questa famiglia, loro commossi, l'hanno depositata davanti al feretro. Alla bara, sì. Sì. Ed è quello il momento in cui ho potuto toccare, era il mio grande sogno, però un corpo. La morte è la separazione tra il corpo e l'anima, no? Ecco perché è tanto importante cercare questa, perché già gli antichi greci l'avevano capito, ma ancora prima chi ha messo saber da vita che noi abbiamo. L'anima è questo, è ciò che rimane per sempre. E la poesia è verità, per me è essenzialmente questo. Perché è un linguaggio spontaneo, perché nasce dal cuore in questo senso, in genere, ecco, rispetto ad altri discorsi forse più poesia lunghi. Lo è anche la bicicletta, per me lo è diventato, e quindi se ogni parola diventa una pedalata. Ha un suo ritmo, vabbè. Io vorrei concludere così questa nostra riflessione pensando davvero alla ricchezza di questo libro. Uno sportivo lo può leggere, ecco, come un'esperienza così, che hai fatto, che può essere ripetuta, modificata, ampliata, certamente. Una persona che legge in profondità ecco, questi commenti, queste suggestioni, trova un libro ricchissimo. Una persona che ti conosce vede il tuo volto, in qualche modo la tua famiglia, quelle che sono state le tue esperienze, che appunto sono anche abbastanza conosciute, quindi insomma il paese vi conosce e vi vuole molto bene. E quindi anche nel momento in cui tu parli di situazioni, diciamo così, personali, parli dei tuoi cari, parli di tua moglie, parli di signor Anna, insomma della famiglia, c'è veramente un pezzetto che forse non appartiene solo a te, ma appartiene anche a tutti noi, perché insomma tutto il paese è profondamente legato alla famiglia Scalas e anche a te per la tua sensibilità, per la ricchezza di esperienze che stai promuovendo anche a Serramanna. Questo libro ha sia una prefazione che una postfazione molto importante. La prefazione è di Guerrini, adesso non ricordo il nome, di Mario Guerrini, che è stato presente l'anno scorso a Strange, avevi presentato proprio tu, vero? Un giornalista anche sportivo, che parla soprattutto dell'impresa, della tappa, anche del significato forse metaforico di questa esperienza. E infatti dice che ci mettiamo idealmente in sella una bici, accompagniamo Alessio nel suo viaggio leggendo queste pagine. E la postfazione è una postfazione molto importante, perché la postfazione è scritta dall'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Batturi, che riprende comunque un discorso che Alessio fa anche nel corso del libro, cioè
il pensiero di Papa Francesco sul creato, insomma, sull'ecologia, su questo discorso di vivere in modo autentico, quindi un discorso importantissimo alla luce, insomma, anche degli avvenimenti, dei tempi, di quello che è. E infatti dice: il viaggio di Onnis rende ragione di quanto aveva affermato Papa Francesco nella Pentecoste del 2020. Peggio di questa crisi, visto che si partiva dalla pandemia, peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci noi stessi. Non sprecare il dramma di una crisi significa tendere a pregare perché accada una trasformazione, un'apertura vera. Nello stesso senso, lo scrittore Paolo Giordano aveva testimoniato che in quei mesi la preoccupazione che la paura passi senza lasciarsi dietro un cambiamento e che la sofferenza trascorra invano. Ogni crisi, perché non si riduca all'urto di un problema e alla reazione emotiva adesso, è occasione per riprogettare il cammino, per discernere e maturare una nuova consapevolezza. E questo è perfettamente anche è un auspicio, ma è anche sicuramente un desiderio magari profondo, anche se non espresso in maniera così palese. Alla fine di questo viaggio ti sei sentito in qualche modo cambiato o pensi di aver acquisito, ecco, una nota in più rispetto a già al tuo ricchissimo... Beh, io considero questo viaggio non ancora finito, nel senso che mi sento ancora in sella. Come dice anche lui, ha colto questa provocazione. Sicuramente è cioè, la vedo come una delle esperienze più belle della mia vita. Aver fatto quelle salite, no? Epiche, Gennasilana, Bosa, essere arrivato fin su a Santa Teresa, Capocomino, che è l'estremità est, e poi Sant'Antioco. Cioè, mai avrei pensato di poter raccontare ai miei nipoti una cosa del genere. Umanamente, ciclisticamente, non sarei mai stato capace, credo che 1000 altre persone non potrebbero farlo, però è stata per me una grande opportunità e diciamo che alla fine di tutto quello che mi resta, no, è proprio questo, no? Di aver trovato come la voglia di ricominciare e rimettermi in moto. No? Ogni giorno, è una pedalata che devo fare ogni giorno, no? Andare alla ricerca di quell'Alessio vero. E quindi scrivere il libro sarebbe dovuto essere un atto dovuto per chiunque come me voglia mettersi ogni giorno in ricerca, che è il compito di una vita. Adesso la pandemia è stata la scintilla, però è comunque la crisi, è stare male, è quando proprio le cose... Insomma, senti questo uovo marcio dentro, che ti gira attorno. Cosa faccio? Cosa non faccio? La faccio finire. Chissà quante volte ci viene voglia di gettare la spugna. Ecco, no. Dentro di noi, in fondo, c'è questa fiammella mai spenta che noi abbiamo il compito di far diventare un incendio dentro di noi, senza il quale... niente si può fare. Certo. Sì. Ascolta, tu hai scritto un libro bellissimo, hai una grande capacità di scrittura, questa capacità di trovare le parole giuste anche per raccontare esperienze che sono esperienze personali e che hanno anche un significato universale, perché alla fine certi pensieri li abbiamo fatti tutti, magari non riusciamo a esprimerli come li hai espressi tu o con la ricchezza delle fonti che tu hai utilizzato. Questo libro sarà il primo di tanti altri, speriamo di sì. Ci hai pensato? Da questo punto di vista, sì, ci ho pensato effettivamente. Vivo un po' alla giornata, mi piacerebbe scrivere qualcosa su qualche aspetto un po' della mia vita che devo ancora capire meglio, per esempio la comunità, piuttosto che la musica, sono tante le cose che mi piacerebbe sviscerare, sì, capire ancora meglio. Ecco, la scrittura per me ha avuto questa valenza, mi aiuta a fermarmi e a leggere meglio la realtà, quello che mi è accaduto. È una forma un po', certamente non ho scoperto io, però che mi aiuta a capire meglio e quindi potrebbe, perché no? Sì,
Sì. Io vorrei leggere un'ultima citazione importante dal tuo libro, perché Francesca è comunque al centro di questo mondo, la riscoprirete insomma leggendolo insieme a me, e ogni tanto qualche volta ti ha accompagnato in qualche tappa importante. Facciamo meditazione in spiaggia al tramonto e dormiremo in tenda dopo aver mangiato una pizza squisita nel ristorante del campeggio. Quando ammiro le meraviglie di un tramonto, la mia anima si espande nel culto del creatore. Questo è Gandhi. Rimango ad ascoltare il silenzio del creato attorno a me, imbevuto di bellezza, di profumi, nelle sue continue novità. Ascolto ora il silenzio dentro di me. Meditare le meraviglie del creato mi aiuta ad entrare in profonda comunione con quello stato intimo di profonda gioia che inizia dall'amare tutto intorno a me. Ogni uomo con quest'anima e con questo cuore, nonostante si riscopra differente da tutti gli altri, quando si ferma a meditare e a contemplare, scopre sorgere l'armonia del creato, l'esigenza e lo stupore di sentirsi fratello degli altri uomini. E c'è un'ultima citazione. Ecco la grande attrattiva del tempo moderno, penetrare nella più alta contemplazione, mescolati fra tutti, uomo accanto a uomo. E questa è Chiara Lubick. Ecco, quanto senti questi... non è facile fare questi discorsi e riuscire, ecco, quanto fanno parte di te queste sensazioni, queste... se si può dire. Allora, è un discorso di fede? Io credo sì. di no, è un discorso forse anche di fede, ma anche di sensibilità personale. È un discorso di connessione, se posso usare una parola è moderna. che sì, se io mi disconnetto, mi spengo, muoio. Ok, quindi ho trovato ciò che mi alimenta, che alimenta questa fiammella, e la cerco tutti i giorni. Altre persone magistralmente, che meglio di me, parlano di meditazione, di pratica, no? E di stile di vita meditativo. A me piacerebbe arrivare lì, no? Questo è il mio traguardo. Per adesso le mie meditazioni sono momenti, ogni mezz'oretta, quando magari a scuola sono un po' in tilt, mi fermo, cerco di respirare. Può essere chiamata mindfulness? No, Sì. per me non è qualcosa, quello, non però. è solo questo. Mindfulness è scevra da qualsiasi fede o spiritualità. Per me ha un nome e quindi viaggio così, funziono così. Per cui mi auguro che per ciascuno di noi ci sia questa dimensione che Strangius quest'anno ci sta proponendo, ok? Di riscoperta della spiritualità a tutte le latitudini. Io l'ho trovata con ecco, un nome. Chiunque è libero e può essere creativo per trovarla nella propria dimensione personale. Grazie a tutti voi, grazie Alessio, grazie di questo bellissimo incontro. Grazie a voi tutti, grazie a te Maria Grazia. Chiamerei qui Tiziano e Gianluigi per un piccolo omaggio all'autore e alla coordinatrice. Non abbiamo fretta, siamo bradipi. A te, grazie infinitamente. Grazie. Gianluigi. Grazie. Facciamo una foto? Aspettate che io sono più lento, però vi posso io. Ok, grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Prima del secondo reading, così Manuela si prepara, vorrei ringraziare per le grafiche, la pubblicità e la comunicazione Deborah Succa, che si occupa di tutto questo e di altro durante il festival. Grazie Deborah. Manuela, l'elogio alla lentezza
ti sto aspettando, ti aspettiamo tutti. Non è ancora finita, vi chiedo un attimo. Anche questa seconda parte è tratto dal libro sempre Pogantu Bidanoa. Bidanoa in effetti potrebbe essere anche Serramanna. Mancai vessi di Suvatronu ed ogni anno desintivatu a grandu vesta, in Bidanoa Santu Giulianu devotus di denia pagus. Cumenti Santu Sidoru, Santu Sebastianu, Santu Giovanni e calincun altru, Santu Giuliano fudi usantu dell'inna. Becciu, un usanto antigu, e custu santusu nemusu ti si sconoscia da miraculus. Forsi si calincunu di antessi fattu puru, ma de di ora. In altru tempusu, quando sa gente fu bova e donnia così tedda di barria da un miracolo. E poi fu antalleggiusu, può essi santusu, totus crajovausu, bistiris e facci, isogusu e sparpallucciausu, in mausu cancaradasa, ingrugiadasa in pettorrasa. Non si podia crei che gustu santusu, becciusu e malaconciusu essi in tivoziu vai miracolusu e accanzai graziasa. Senza contai che gustu santusu dell'inna, chi vianta sempre stetius in cresia de Bidanoa, de seculus e seculus, oramai si podiant considerai i bidanoesus. E un santu bidanoesu che vadia miraculus è cosa de vai morri de s'arriso. Po vai miraculus, ciointi, santus furisterisi, strangius, italianus o di altra naziones, santus de grandu dottrina e de grandu sapienzia, e no santigeddus de nuda, santigeddus de bidda. Altra cosa fu di Sant'Antonio di Padova o la Madonna della Guardia, che fu di de Genova. In tantisi fianta de Gartapesta e no dell'inna. Ben cun codrausu, attusu, bellusu, cun savedi de sa vace dei mausu cabore a rosa, lisa lisa, isogusu celestisi in gloria, furiausa su geu, disimancada scetti su vueddu. Cando dusu castiasta, parriada chi tessinti torrau sa mirada, chi tenensiti ligiu in su coru ispenas a chi vottasta. Ananti in soru, tagattasta ingenugau preghendo senza manco t'indacattai. Custus sì, che vianta santus de miraculus e di grazie ricevute, santus connottus in tutto su mundu, provinzias in America, chi veniant ai giornali in soru, posci cantu miraculus iant avattu, cantu genti iant avattu torrai sana e salva in tempus de guerra, e sanai movadius e ferius, ritrovare oggetti smarriti, e fai torrai ad omu unu maridu o una mulleri chi si via fuia. Ma, torraus annai, fianta santus di atra pasta, santus di atru logu. Grazie Emanuela, ci vediamo dopo per il terzo reading e adesso un piccolo momento di pausa. A tra poco per il secondo appuntamento.